l'assessore della cultura Rosetta e l'assessore Ambrosini e il dottor Gianni Vignani che chiuderà la presentazione. Quindi io ringrazio da parte mia come direzione artistica di Filarmonia Occidente, che abbiamo sede a Legnano presso la Fondazione Fioroni e presso il Teatro Samos, Acqua Polesine, Badia Polesine, Comune di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Casaglione, Celea, Comune di Este, Comune di Giacciano con la Ricella, Comune di Lignano, Comune di Minerve, Comune di Montagnana, Comune di Roverchiara, Comune di San Benedetto. Ringrazio per il patrocinio la Regione Veneto, ringrazio il Vincent Festival e l'assessorato alla cultura della provincia di Verona, rappresentato dall'assessore Ambrosini, che dà un contributo a questa nostra manifestazione e da quest'anno anche la provincia di Rovigo contribuisce a quello che è la parte economica per questa manifestazione, mentre la provincia di Padova dà un patrocinio per quest'anno. Ecco, allora io passerei la parola all'assessore Rosetta. Buonasera a tutti, io porto i saluti dell'intera amministrazione comunale, il mio in particolare. Questa è la prima volta che noi partecipiamo come Comune di Cerea al Music Festival ed è per noi un evento di grande importanza e di grande valore. Si tratta della valorizzazione questa sera a Cerea, la valorizzazione di un nostro autore del nostro territorio. Si tratta del maestro Vedovato, grande compositore, più conosciuto forse all'estero che non in Italia, come spesso capita per gli autori che hanno anche una valenza anche di tipo culturale locale. Per noi è di grande importanza la valorizzazione di queste persone, perché mentre facciamo della grande musica, quindi comunichiamo a tutti un linguaggio che è un linguaggio universale che tutti possono comprendere e che arricchisce soprattutto l'animo, facciamo anche un'operazione che ha una grande valenza per il nostro territorio. Valorizzare i geni, i talenti che ci sono nel nostro territorio vuol dire proprio dare una particolare importanza a quella che è la cultura nostra, perché sicuramente anche se si tratta di musica noi percepiremo che le radici culturali del nostro territorio ci sono anche nell'espressione musicale. Questa è la grande importanza e il grande valore che hanno appunto questo tipo di promozioni, cioè ricercare quelle che sono le nostre radici attraverso tutte quelle che sono le espressioni artistiche. E questa sera abbiamo veramente un grande autore che deve essere capito, conosciuto e amato. Solo comprendendo e valorizzando le nostre radici noi possiamo mirare in alto e solo dalle nostre radici noi possiamo costruire il futuro. Grazie ancora per la partecipazione. Buonasera a tutti, vi porto i saluti dell'amministrazione provinciale di Verona, del suo presidente e naturalmente il mio personale. Ecco, io non posso che sottoscrivere appieno, condividere quanto è stato precedentemente detto dall'assessore di Cerea, l'assessore Salmaso, nell'individuare il cuore, il motivo fondante forte del cartellone che si apre con questo concerto. Il Music Festival della Pianura Veneta, proprio organizzato e gestito dall'Associazione Culturale I Filarmonici Veneti, proprio vede il proprio punto di forza nel promuovere fortemente quelli che sono i compositori veneti, i compositori del nostro territorio. Quindi si parte proprio da una musica delle nostre radici per proiettarla verso scenari molto più lontani e molto più profondi. E quello che mi preme sottolineare è che dei compositori che propongono. Io a questo riguardo ricordo con molto piacere che 2 anni fa, in concomitanza con la presentazione del cartellone Music Festival della Pianura Veneta, era anche uscita una pubblicazione specifica dal titolo Compositori Veneti a confronto, proprio perché si voleva caratterizzare questo cartellone con l'attività musicale, con l'attività di composizione dei principali compositori veneti, perché
noi non dobbiamo mai dimenticare ciò che siamo stati, che alle attività, la cosiddetta provincia di bambini, vengono proprio catalogate e calendarizzate dalla provincia di Verona. Per quanto riguarda nello specifico la categoria musica, questo è uno dei cartelloni che danno i contenuti alle nostre province di festival. Per cui io sono ben contento per il terzo anno consecutivo di introitare all'interno di questo macro cartellone provinciale anche il cartellone Music Festival della provincia veronese, anche di per parteciparlo, in modo che le amministrazioni comunali possano trarre vantaggio nell'ospitare questa serie di eventi, questi concerti. Sono concerti che allieteranno tutta la stagione estiva, attività che svolgete nella nostra provincia, e augurarvi un grandissimo in bocca al lupo per tutta la serie di concerti che andrete a svolgere nei prossimi mesi, che caratterizzano in modo molto positivo il vostro cartellone e di riflesso che nasce a Venezia, che poi è l'argomento che ci interessa oggi e che fa parte del programma del Music Festival 2012, la rassegna appunto sulla musica della nostra terra che prende il via oggi qui in Vaceria. I compositori del momento. Vi chiederete, ma perché proprio a Venezia? Perché la città comunale con i suoi allora grandi cantieri, i suoi ebrei che stazionano e fanno commercio a Venezia. Quindi una città che diventa un centro importante e che naturalmente attira gli interessi più strani e diversi. È un centro di potere, dove si moltiplicano i contatti, le esperienze, i confronti con altre culture, e quindi la terra dove nasce appunto la polifonia che dicevo prima, capisce l'importanza della stampa, vale a dire che vuol dire anche avere partiture musicali in più trascritte da noi. Terza edizione del Music Festival della Pianura Veneta 2012. È appunto la terza edizione e approda per la prima volta a Ciarea. Ne parliamo con l'assessore alla cultura, la professoressa Salmaso. Per la prima volta Ciarea partecipa a questa rassegna musicale che è dedicata ai compositori veneti, ed è con grande piacere che noi ospitiamo la prima serata che è dedicata al compositore vedovato. È questo veramente una cosa che dà grande importanza e rilievo non solo a questa musica, ma anche a tutto l'intero territorio della pianura veronese, che può presentare appunto i suoi compositori e quindi avere un'attenzione particolare per chi fa dell'arte nel nostro territorio, valorizzando quelli che sono i principi proprio e le caratteristiche e le radici culturali della nostra zona. Il Music Festival viene organizzato dall'Associazione Filarmonici Veneti. Sentiamo a questo proposito il direttore artistico, il maestro Massimo Sant'Aniello. Ecco maestro, come è nato il festival? Il festival è giunto ormai alla terza edizione quest'anno e siamo molto contenti che sia entrato anche il comune di Ciarea per questa nostra terza edizione. Il Music Festival nasce dall'idea dei Filarmonici Veneti che hanno sede presso la Fondazione Fioroni e il Teatro Salus di Legnago, per portare e promuovere nel territorio la musica di compositori veneti a partire da Salieri, da Galuppi, da Vivaldi e anche, come faremo in questa apertura, compositori veneti contemporanei come il maestro Vedovato, che è un figlio della provincia di Verona, quindi siamo ben lieti e onorati di inaugurare proprio il Music Festival di quest'anno con il maestro Vedovato. Ecco, quali saranno le piazze che saranno toccate dal Music Festival? Quindi partiremo ovviamente questa sera con Ciarea, poi ci sarà il 25 maggio Sala Consiliare del Castello di Arquapolesine, il 1 giugno avremo come ospite un coro tedesco presso il Duomo di Legnago, poi saremo il 2 giugno presso la piastra polivalente di Casaleone, saremo il 3 giugno presso la sede comunale di Minerve,
nel cortile, poi saremo l'8 giugno presso la sala austriaca del castello di Montagnana, poi saremo a Villa Soppazzolo il 10 giugno, chiesa di Sant'Antonio di Casette mercoledì 13 giugno, dove si seguirà un concerto veneto appunto per organo e tromba dedicato a tutti i compositori veneti, da Salieri a Vivaldi, Galuppi e Albinoni. E poi a Corte Bentivoglio presso Giaciano con Baruchella, Castello di Bevilacqua il 20 giugno, Abbazia di Vangadizza, Badia Polesine il 23 giugno, Piazza Trento sabato 14 luglio ad est, e chiuderemo il 30 settembre a Boschi Sant'Anna in occasione della festa dei nonni alle ore 16, quindi facciamo un omaggio anche a quelli che sono i nonni e la premiazione della festa dei nonni. Siamo giunti alla terza edizione. Se dovessimo tracciare un bilancio delle due scorse edizioni? Sì, il bilancio è estremamente positivo. Diciamo che nelle due scorse edizioni abbiamo raggiunto circa i 5.000 spettatori divisi per concerto. Vuol dire che in ogni concerto c'era una media dai 150 ai 200 spettatori. La serata di questa sera del Musifestival è incentrata sulle musiche del maestro Vittorio Vedovato, che è qui con noi. Ecco maestro, quali sono le musiche di questa sera, di questo concerto? Stasera il programma è incentrato su due tipi di caratteri musicali, cioè c'è il carattere diciamo di musica sacra e il carattere della musica diciamo profana. Quindi la prima parte è alternata su brani come l'Ave Maria per soprano, il Panis Angelicus, Salutaris Ostia e l'Agnus Dei, e avremo l'alternanza invece a musica profana, c'è un adagio per archi che viene eseguito in prima assoluta, poi c'è un walzer per orchestra e Romeo e Giulietta. Ecco, lei è un compositore contemporaneo, quali sono le musiche che lei preferisce comporre? Io sono un compositore contemporaneo, però la matrice diciamo è romantica, cioè sono un mi rifaccio al neoromanticismo pur restando in un ambito diciamo tonale. Contemporaneo perché ovviamente io la ringrazio l'assessore della cultura per aver creduto in questo progetto, perché realizzare un concerto interamente con musiche dedicate ad un compositore veneto totalmente sue è un progetto, voglio dire, che va dato atto per il coraggio che può intraprendere, voglio dire, l'assessore in questo caso, il comune. Ecco, lei è conosciuto qua a Cerea anche perché ha suonato con l'organo di Cerea. Sì, c'è stata questa opportunità di un concerto di Natale assieme alla banda che ha svolto la prima parte, la seconda parte invece l'ho dedicata all'organo, perché sono anche organista, quindi abbiamo valorizzato l'organo di Cerea.